certamente per questa circostanza Piero Carbone sarebbe ugualmente conosciuti tutti titolare del merito che gli è stato attribuito. Devo dire perché parlavo di commistione in questa circostanza. Perché vedete, il premio Martoglio nella sua attuale formula, che dura credo da 5 anni, 6 anni, 5 anni, ha voluto mutare la filosofia delle occasioni concorsuali nel campo letterario, partendo da una constatazione, da un ragionamento. I premi di poesia o sono di riconoscimento del lavoro svolto dai poeti durante il loro curriculum, il loro percorso, il loro cammino, oppure sono premi promozionali che servono a promuovere non solo l'opera del poeta, ma nel concetto di promozione c'è anche fondamentalmente la volontà di attribuire a quell'opera la capacità, l'onere, la responsabilità di rappresentare all'esterno la poesia siciliana contemporanea, quella dei nostri giorni. E per questa ragione abbiamo scelto una formula che privilegia la promozionalità, non tanto la concorsualità, ma una selezione fra sillogi per la scelta di un testo che per i suoi meriti letterari ha anche questa capacità di proiettarsi e di portare un messaggio al di sopra delle circostanze temporanee. Quindi una sillogi inedite, ma perché si realizzi questo piccolo volo che supera la siepe, il recinto dentro il quale lavora la giuria, è ovviamente necessario che la responsabilità tecnica di questa promozionalità la realizzi un editore, e quindi non più un premio che assegna una medaglia, un riconoscimento simbolico o anche una modesta e umile mercede che poi vola tra le dita e non lascia nulla. Un editore il quale non solo pubblica, quindi in palio c'è un contratto tra l'autore e l'editore, il quale editore, ed è precisato nel bando di concorso proprio per quella filosofia alla quale facevo riferimento, l'editore non soltanto pubblica, perché per la semplice pubblicazione come atto tra il testo e una tipografia non ci sarebbe stato bisogno di un editore, sarebbe stato sufficiente e anche autorevole il logo dell'amministrazione comunale o della istituzione che il premio va a promuovere. Ma l'editore ha l'organizzazione, i canali per portare
portare oltre la siepe quell'opera attraverso quelle che sono le normali attività editoriali, il contatto con le librerie, il contatto col pubblico e quindi la messa in circuito di un'opera letteraria, altrimenti quello che io chiamavo la rappresentatività resta soltanto una intenzione pia più o meno, ma soltanto una intenzione, la quale invece cammina poi con le gambe dell'editore. Nel caso specifico l'abbiamo conosciuto, è l'editore Antonio Lotti. Funziona in questo modo il premio Martorio. Perché ho fatto questa premessa? Perché il caso ci ha messo davanti ad una silloge che, ripeto, aveva richiamato su di sé unanimemente i consensi, ma poi tirate fuori, aperte le buste, tirate fuori i nomi e attribuendo poi la paternità a quella silloge, abbiamo constatato, preso atto che si trattava di Piero Carbone. E Piero Carbone, tutti abbiamo bisogno di una promozione, ma Piero Carbone non è l'autore inedito, non è il poeta che si confronta per la prima volta con quella esperienza. Piero Carbone ha un proprio curriculum letterario che possiamo datare 1988, con la pubblicazione di un testo al Raffo e lo Saracino dedicato ad alcuni luoghi, ecco, della terra di Racalmuto, con un impianto nel quale si innestano creatività poetica, creatività lirica, memoria storica, antropologia culturale e tradizioni popolari. Quindi un testo con una propria originalità, con una propria autonomia letteraria rispetto alla stessa produzione poetica letteraria in dialetto. E in più un elemento importante, che è quello di riportare, di fare rivivere sulla pagina il dialetto, non quello astrattamente siciliano, quello che può essere ricavato dalle opere piene di letterarietà, ma il dialetto della gente racalmutese, nei proverbi, nelle ottave popolari, nella stessa scrittura creativa del Piero Carbone. Poi, da quel momento, dal 1988, Piero Carbone poi ha continuato. Ma devo anche dire, apro una piccola parentesi, che in quell'anno, 1988, fu l'anno in cui ebbi la possibilità di conoscere Piero Carbone, il quale venuto a conoscenza che da pochi mesi io avevo fondato il giornale di poesia siciliana, il Foglio, quindi un mensile offerto come spazio esclusivo
poesia dialettale in Sicilia, visto che fino a quel momento viveva soltanto di angolini dentro questa o quell'altra pubblicazione con occasionalità. Lì c'era la sistematicità di un discorso politico-letterario, di ricerca, di difesa, di tutela, di rilancio e di rinnovamento della poesia siciliana. E Piero Carbone viene a casa mia presentandomi anche i suoi dattiloscritti, e ho ritrovato quel segno che poi è in tutte le altre opere che adesso, di Poetica, Laguna, eccetera, che adesso non andiamo ad elencare, anche perché avete qui la scheda bibliografica. C'era un segno quindi lirico e linguistico che poi ritroviamo durante tutto il suo percorso fino a quest'ultimo Sicilinconie. Ho detto un segno all'insegna della liricità. C'è la liricità, il canto del poeta, la forza del sentimento che lega l'anima, la cultura, la crescita intellettuale, spirituale, eccetera, con l'ambiente, con i sentimenti, con le persone con le quali si è cresciuto. E tutto questo diventa canto, questa esperienza, questa tramatura del vissuto, questa tramatura anche del volere essere, del proiettarsi nel sogno, nella speranza, nella progettualità. Tutto questo, nel momento in cui si incarna dentro la parola, e che poi è la parola popolare, quella indenne dalle macule letterarie, questa parola si rinnova, diventa il contenitore, si innalza a livello non più della quotidianità d'uso con la quale noi di solito ci serviamo quando parliamo il dialetto, ma parola per parola, simbolo per simbolo, concetto per concetto, verso per verso, si riempie di contenuti che sono i contenuti umani della poesia. Si riempie quindi di anima e di respiro dell'uomo, e quindi si innalza e diventa lingua della poesia. Il dialetto, da questo punto di vista, acquista, rispetto a tutti i consueti mezzi di espressione linguistica, acquista la pari dignità, perché si propone, si realizza e scommette sulla sua capacità di contenere all'interno la storia, la civiltà, le sensibilità, i sentimenti, la cultura, che dentro l'opera poetica dell'autore si incarna. Ecco il senso della liricità che noi troviamo in Piero Carbone. Una liricità, e qui entrano in gioco gli elementi psicologico-caratteriali, temperamentali del soggetto, dell'autore, e quindi una liricità tuttavia non apertamente confessa, non, stavo per dire spudorata, ma per dire una liricità timida, una liricità tutta interiore, che si lascia intravedere e si affida all'intuito del lettore, alla sua capacità di scavare dentro le parole per recuperare, per appropriarsi
di quella interiorità umana che è nell'esperienza lirica e con la quale egli concresce insieme all'autore, perché la poesia sotto questo profilo, in dialetto o no che sia, è atto di donazione, ma è anche apertura all'altro, perché tanto più il poeta dona, apre la propria interiorità al lettore, quanto più il lettore si appropria della interiorità dell'autore e l'autore di quella del lettore, e si cresce insieme. Sotto questo profilo la poesia, come diceva Ignazio, il grande Ignazio Buttitta, è la voce di l'uomo, e la poesia diventa la voce dell'uomo proprio quando si stabilisce questo meccanismo, quando si incarna questa complicità tra l'autore e i lettori, e questa complicità si incarna quando dentro quell'atto di poesia c'è la contemporaneità, c'è il mondo dei lettori, c'è la società nella quale poeta e lettore vivono insieme, patiscono le stesse sofferenze, si rivoltano contro le stesse ingiustizie, vivono la stessa cultura, fanno crescere la società, la civiltà, il momento storico del quale sono protagonisti insieme ai più grandi personaggi della storia e agli anonimi, ai milioni di esseri umani che giorno per giorno nell'anonimato sopravvivono, faticando e nel faticando costruiscono il mondo che cambia. Questo è il senso della liricità timida e riservata che io trovo in Piero Carbone, ma che appartiene a tutti i poeti di questo mondo di ogni tempo che abbiano fatto della parola di poesia in quanto voce di l'omine, per ritornare a Ignazio Buttitta. Ma facevo un altro riferimento, ed era quello dei luoghi nei quali egli è cresciuto, non la Sicilia astratta, un'idea teorica, ma quell'angolo di terra e di Sicilia che era Calmuto, il suo circondario, poi la provincia, poi la reggentinità, poi e così via, e diventa quindi un campione, un elemento quindi di tutto il mondo, perché ogni comunità era Calmuto e le contiene così come è contenuta, e questo vale per la mia Monreale, vale per Butera, per Val Guarnera, per qualsiasi altro angolo di terra della cosa. E lui, il poeta, in questi luoghi, di questi luoghi che ha interiorizzato, che hanno fatto la sua cultura, la sua sensibilità, la sua storia, il suo modo di essere nel mondo, i suoi sogni, le sue scelte, le sue scoperte di vita, ecco, tutto questo entra dentro. Allora ecco perché comincio dall'Urraffalo Saracino per arrivare a queste
silinconie, ma le silinconie ubbidiscono ad un processo di selezione, di affinamento, di riscoperta delle luci e delle ombre, del bene e del male che noi abbiamo dentro quella che chiamiamo la sicilianità, che è un termine che contiene poi in quel caso la girgentanità, la racamultesità, perché se non c'è questo costante legame, e allora ecco sta silinconia che ha la capacità quindi di selezionare tutto ciò che è luogo comune, mitologia, illusioni, folklore, inganni, per cogliere l'essenza. E nell'essenza ci sono tutte le contraddizioni, dei fallimenti e delle speranze, delle rivolte e delle rassegnazioni, delle sconfitte della nostra storia. Silinconie è questo, ma ne parleremo fra un attimo, sia pure velocemente nei tempi che mi sono concessi di questo termine silinconia, che è già però il sigillo di quella sua personale, particolare poetica. Quindi non mi riferisco soltanto alla singola silloge di poesia, ma alla poetica, quindi all'insieme, all'idea di poesia che è cresciuta e al modo come dentro questa idea di poesia ci sia storia, civiltà, cultura, mondo, sogni, speranze, tutto quello che abbiamo detto e che non appartiene soltanto a Piero Carbone, ma abbiamo detto appartiene ai grandi e ai piccoli, ai conosciuti e agli ignoti, che abbiano la capacità, il dono di compiere atti di poesia autentici, non ingannevoli. Ma un altro elemento caratterizza la poesia quindi anche in queste silinconie di Piero Carbone, ed è la sinteticità dell'espressione poetica. Prendiamo un poeta, l'abbiamo citato, prendiamo Ignazio Pitti. Non voglio fare un confronto tra Piero Carbone e Ignazio Pitti. I confronti, indipendentemente dai nomi in campo, in poesia valgono fino a un certo punto. La poesia del poeta ha una irrepetibilità che risponde alla irrepetibilità del soggetto, alla persona al valore della persona, quindi i confronti. Però parliamo della poesia di Ignazio Pitti. Voi leggete questa poesia di Ignazio Pitti, hanno questa dimensione estesa, questa coralità ideale, questo moltiplicarsi dei versi, delle immagini, delle cose in un susseguirsi di richiami, di recuperi della realtà, del mondo, della storia. E quindi ha bisogno, la poesia di Ignazio Pitti per la sua natura ha bisogno delle pagine, della pagina, e che poi ancora conquista un'altra pagina e un'altra pagina ancora prima di concludere l'atto di poesia. E sul versante opposto è il nostro Piero Carbone.
perché il suo scrivere poesia è all'insegna della asciuttezza. E tutte le volte che brevità e prosciugamento si realizzano, sembra che non ci sia il canto, che non ci sia la liricità, ma è nel profondo, è una verticale che scende sempre più giù dentro la parola. Non è la parola orizzontale estesa di Ignazio Potitta, ma il canto e la liricità è dentro, e quindi è, diciamo, è naturale che ci sia questo bisogno spontaneo e autentico di asciuttezza e di brevità. Queste sono le caratteristiche fondamentali della poesia di Piero Carbone, che parte dal Raffoleggiare e arriva alle Sicilinconie. Quindi da Racalmuto un viaggio alla Sicilia. Sicilinconie da un punto di vista strettamente filologico, terminologico, lessicografico, chiamiamolo come vogliamo, è un concetto, sicilinconia, è una parola a cui dobbiamo dare un significato. Poi scopriremo che il significato di questa parola è il significato di tutto la silloge poetica. Ed è comunque un neologismo. Intanto lo classifichiamo già in neologismo, perché sicilinconia è un termine coniato da Piero Carbone.